Due ragazzi frequentano insieme il corso di giurisprudenza. Dopo la laurea intraprendono la carriera politica e si perdono di vista. O passa qualche anno e il primo decide di andare a trovare il secondo. E si sentono per mail, si scambiano gli indirizzi, questo arriva lì, come arriva sul posto, questo c'ha una villa da paura con un cancello immenso. Come si apre il cancello elettrico, c'è tutto prato all'inglese, un Mercedes 6000 parcheggiato, la piscina, palme, chicas, tutto quanto. Sto fa incredibile, oh. Come si vedono, si abbracciano, si salutano. A un certo punto quello gli fa: oh, vedo che hai fatto un'ottima carriera, complimenti. Gli fa: sono riuscito a diventare assessore ai lavori pubblici. Mamma mia, ho capito, però vedo troppa roba qui, mi sa che è un po' bene al di sopra dello stipendio. Gli fa: sì, ma lo sai come funziona, no? Vieni qua, ti faccio vedere. Lo porta su una vallata che è dietro al giardino, praticamente se sta vallata immensa, questo gli fa: ah, vedi qua la strada laggiù? Gli fa: sì, beh, niente, è bastato farla un po' più corta, un po' più stretta, lo sai come funziona, no? Questo gli fa: oh, complimenti, incredibili. Passano la giornata insieme e ognuno torna a casa. Mo' passano 2 o 3 anni e il secondo decide di andare a trovare il primo. Un'altra volta chiede l'indirizzo, arriva sul posto, questo c'ha un palazzetto ottocentesco intarsiato con i capitelli, come se spalanca il cancello, 4 Ferrari, una Bentley, i filippini che vengono a pià. Questo è incredibile, come lo vedi, fa così: oh, bello mio, come stai? Oh, ma complimenti, te hai fatto una bella carriera, ma come ha fatto? E che poi fa? Sono riuscito a diventare assessore ai lavori pubblici pure io. Ho capito, oh, ma tu stai veramente al di fuori, ma come hai fatto? C'è il trucco? Dai, te faccio vedere. Lo porta su sta vallata dietro al giardino e fa così: ah, vedi qua la strada laggiù? No, ecco. Siamo in un convento di suore, è ora di cena. Arrivano tutte le consorelle e si cominciano a sedere. Solo che da mangiare c'è sempre la stessa sbobba. Perché cominciano a borbottare fra di loro, no? Basta, non ce la facciamo più, vogliamo cibo più buono. Se cominciano un po' a agitare, si alza la madre superiore e fa: un attimo di pazienza, ho capito. Domani cambieremo pietanza. Domani sera pasta e lenticchie. E tutte le suore: buh, no, non ci piace, buh. La sera dopo, stessa cosa, sempre tutta sta lamentele, si rialza la madre superiore e fa: ho capito, domani cambieremo di nuovo pietanza, domani pasta e fagioli. E tutte le suore: no, non ci piace. Terzo giorno, stessa cosa, si alza la madre superiore e fa così: ho capito questa volta, domani cambieremo pietanza, domani a cena banane. E tutte le suore: andiamo, e ale, frullate. Rio de Janeiro, agosto. 2 di pomeriggio di un giorno qualsiasi, ci stanno 50 gradi. A un certo punto, all'interno della più malfamata di tutte le favele di lì, arrivano 2 scagnozzi che trascinano un ragazzetto secco che cerca di divincolarsi. Fino a che arrivano davanti a una baracca fatta tutta d'alluminio ondulato, brutta, zozza, arrugginita. È la baracca di Jalmao, il criminale più tremendo di quella zona. Entrano dentro a sta baracca, gli buttano per terra sto ragazzetto davanti alle gambe e c'è sta Jalmao a sede su un letto arrugginito, tutto sudato, zozzo, con i dread, muscoloso, immenso, che con un coltello enorme così che ci taglia il cocco, ci si sta pure in lunghi. Sti due gli fanno così: Jalmao, ha detto il capo che a questo glielo devi mettere in culo, perché ha osato fare il bullo con la gente della favela. Jalmao, mentre si pulisce i lunghi, gli fa: va bene, buttatemi lì, ci penso fra un po'. Questi pieno sto ragazzetto, un po' da poco lo scaraventano vicino alla parete e se ne vanno. Come se ne vanno, sto ragazzetto terrorizzato si alza e fa: signore Jalmao, lo prego, mi perdoni, se lei mi lascia andare non dirò a nessuno che non mi ha punito. Jalmao col coltello si gira e fa: state zitto! Questo tutto terrorizzato rimane lì. Passano 10 minuti, entrano altri 2 scagnozzi con un altro ragazzo che trascinano. Glielo buttano davanti e gli fanno così: Jalmao, a questo gli devi strappare la lingua e gli devi strappare gli occhi, perché ha usato toccare i soldi del capo. Jalmao, mentre si pulisce l'unghia, gli fa: buttate molli, ci penso dopo. Un po' dopo e buttano pure questa lì, addosso a sto pischello, sempre più terrorizzato. Passano 10 minuti, un quarto d'ora, un altri 2 scagnozzi che entrano e trascinano un altro. Gli buttano davanti a Jalmao e gli fanno: Jalmao, a questo gli devi strappare la lingua e gli devi tagliare tutte e 2 le mani, perché ha usato toccare la donna del capo. Jalmao, sempre con sto coltellaccio: buttate molli, ci penso fra un po'. Poi dopo buttano pure il terzo, come buttano questo, e il primo ragazzo, quello che è arrivato, gli fa: scusi, signor Jalmao, una cosa, solo per evitare confusione, io so quello che doppia al culo, All'interno di un manicomio c'è una gabbietta con 4 pappagallini, 2 rossi e 2 verdi. Un giorno un matto che fa? Va là, apre la gabbietta e sti pappagallini scappano e si mettono su un albero. Perché il direttore del manicomio mi fa: oh, hai fatti scappa a te e mo vai su ai ripii. Insomma, il matto che fa? Poggia la scala, arriva su, riesce a chiappare solo quelli 2 rossi e riscende giù e gli porta al capo. Quello gli fa così: e quelli verdi? No, quelli sono acerbi. All'interno della foresta un tedesco e un romano stanno a correre inseguiti da un leone. Corrono. A un certo punto riescono a distanziarlo un pochetto, si fermano un attimino a ripiaffiato tutte e 2. E il romano tira fuori una borsetta, apre e tira fuori un paio di scarpe da ginnastica e se le comincia a mettere. Perché il tedesco gli fa: ma cosa fai? Speri di correre più veloce del leone? E il romano gli fa: più veloce del leone no, ma da te sì.
un cane barese e un cane leccese, mentre camminano si incrociano. In mezzo a loro un osso da paura. Al che il cane barese più svelto fa un piaff, era subito l'osso con la bocca. E il cane leccese gli fa così. Ehi, da dove sei? Vuole fa, da Bari, gli casca l'osso per terra, come gli casca il leccese, pia subito l'osso e lo stringe, no? Allora il barese rosica, gli fa così. Oh, guarda che st. E te da dove sei? Talacci! Un coatto si presenta in frutteria e fa così. Mi dai un chilo di mele? Quello che prepara gli fa così. Te le metto dentro la busta? No, devi accarci fino a casa. C'è un sessantenne che da un po' di tempo non riesce a più soddisfare la moglie a letto. Al che dopo tanta insistenza da parte di lei decide di andare dal dottore e farsi segnare sto famoso Viagra. Va in farmacia, se lo compra, la sera torna a casa, d'accordo con la moglie, dopo una bella cenetta, prende e assume una di queste pasticche. Passano 35-40 minuti, si sente fa... Gli si addrizza un pisello enorme, al che chiama subito la moglie. Dai, sbrigatevi a letto. La moglie arriva in camera, si spoglia tutta di corsa, si butta a letto. Quando la moglie sta lì per afferrarglielo, e il pisello fa... E si ammoscia tutto. E la moglie fa così. Ah Giova, ma che succede? Lo guarda e fa... E che vuoi fare, Marie? Pure drogato, t'ha riconosciuto. In un circolo culturale c'è una serata di conferenze, solo che tutti quelli che hanno parlato si sono allungati un po' troppo, quindi sono rimasti veramente solo 2 minuti secchi per parlare e l'ultimo che deve salire sul patio per parlare è quello che parla di educazione sessuale. Al che arriva quello e l'organizzatore della manifestazione va là e fa così: guardi, mi dispiace, purtroppo si sono tutti troppo allungati, cerchi di essere sintetico, ha solamente 2 minuti. Questo, ma come faccio in 2 minuti? E cerchi di essere sintetico. Questo insomma aspetta il turno suo, al ritorno al direttore fa: guardi, purtroppo c'è stato un altro contrattempo, ancora il tempo un po' più stretto, cerchi di essere più sintetico. C'è solo 1 minuto. Allora, ma come faccio con 1 minuto? Non lo faccio. E cerchi di essere sintetico, mi dispiace, c'è stato un problema. E se ne va. Quando mancano 30 secondi all'inizio dell'esibizione, quello gli si avvicina al direttore e fa: guardi, purtroppo c'è stato veramente un problema. C'ha solo 10 secondi. Sia sintetico, mi raccomando, il più sintetico possibile. Ma 10 secondi. E prego, ecco a voi quello del sesso. Arriva sul patio e fa così: buonasera a tutti. Si tira fuori il cazzo e fa: il cazzo è questo, la fregna c'è, buonanotte. 2 amici cacciatori stanno a parlare e uno gli fa a quell'altro: oh, mi sono fatto un cane da caccia, non puoi capire, un pointer di razza purissima, trova tutto. Pensa, l'altro giorno gli ho fatto annusare una piuma di fagiano, schizza via, dopo 10 minuti è tornato con un fagiano così grosso in bocca. Incredibile. Aspetta, finisce qui. Dopo gli ho fatto annusare una piuma di guaglia, scappa, dopo 20 minuti mi è ritornato 5 guaglie in bocca. Amico gli fa così: sta buono, ma il mio non si batte. Ma davvero, pensa, l'altro giorno gli ho fatto annusare e le mutande di mia moglie è tornato che le palle del postino. 3 donne muoiono e arrivano in paradiso. Quando stanno al cospetto di San Pietro gli fa così: allora, prima di entrare, quante di voi hanno tradito il marito? Per cortesia alzate la mano. Alzano la mano solamente in 2. Questo te guarda e fa così: ah, è così? Perfetto, tutte e 3 al purgatorio, pure la sorda. Dal medico: dottore, nessuno mi prende mai sul serio. Ma sta scherzando? Un uomo visibilmente ubriaco esce da un pub. Come esce c'è sta un taxi, lì deve fare, fa taxi! Questo che fa? Si avvicina, apre lo sportello, mentre sta per entrare, talmente sta ubriaco, inciampa, fa una capriola dentro al taxi, dà una capocciata all'altro sportello e riesce dall'altra parte. Come casca il culo per terra fa così. E che cazzo ci siamo arrivati? Un uomo con un'evidente paresi facciale entra dentro a un baretto di periferia. Arriva al bancone tutto storto e gli fa: mi scusi, che mi fa un whisky che mi lo rifà a bocca? E il barista lo guarda e gli fa: per rifatta la bocca ci vorrebbe una mattonata. 2 amici di vecchia data si rincontrano e uno dei 2 c'ha l'ultimo Ferrari. Al che amico suo gli fa: oh, vedi che macchina, ha fatto i soldi, Lui fa: dovresti vedere il Porsche di mio figlio. Come il Porsche? Pure tu c'è il Porsche. E ne hai visto il Maserati di mia figlia? Lui fa: porca tu, incredibile, Maserati, Porsche, Ferrari. Ma immagino che macchina c'ha tua moglie. Lui fa: no, mia moglie c'ha uno. Ah, uno? E com'è? No, non hai capito. C'ha uno che ci mantiene tutte queste macchine. Posto del blocco dei carabinieri. Palettano un motorino che arriva a tutta velocità. Quando scende il ragazzo, il carabiniere fa così: senza casco, senza luci, senza freni, senza assicurazione. Come la mettiamo? E il ragazzo gli fa: appoggiamo al muro perché sto senza cavalletto. C'è un ragazzo che ha un grave problema. Non riesce a svegliarsi la mattina, quindi va sempre tardi al lavoro. Perché un giorno il capo dell'ufficio lo prende da una parte e gli fa così: hai rotto le palle a venire sempre tardi, la prossima volta ti giuro, se vieni in ritardo sei licenziato in tronco. Questo gli fa: no, la prego, starò più attento. Come esce da ufficio va subito dal medico, entra dal dottore e gli fa: dottore, io ho un problema, non riesco mai a svegliarmi la mattina, con niente, ho provato di tutto.
Allora il dottore per il cassetto gli fa: guarda, prendi queste pillole, una prima di coricarti e vedrai che ti svegli puntuale tutte le mattine. Grazie a tu. Questo pia queste pasticche e va a casa. La sera cena, dopo cena prende questa pasticca e si mette a dormire. La mattina, pam, alle 6 in punto gli si spalancano l'occhio. Si alza, c'ha belle 2 ore d'anticipo, si lava tutto, fa una bella colazione, si legge il giornale e poi si reca in ufficio. Arriva in ufficio perfettamente puntuale, come entra, gli viene incontro il capo e gli fa così: adesso basta, te l'avevo promesso, sei licenziato. Quello gli fa: ma come, stamattina sono arrivato un tempo? E il capo gli fa: ma sto a 3 giorni che vieni.